Buonasera, alle principali notizie. A Palermo sfiorata la tragedia, una donna è rimasta gravemente ferita nel crollo del balcone di casa mentre stendeva la biancheria. Il cedimento in uno stabile nella zona vicino alla stazione. A Catania festeggia Sant'Agata nel 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli, momenti di emozione e preghiera durante il pellegrinaggio per l'adorazione delle reliquie. Sull'Etna ripresa l'attività esplosiva dal cratere Voragine con ricaduta di cenere lavica, nuovi disagi, limitazioni per l'aeroporto Fontanarossa di Catania, prorogata fino alle 12 di domani la chiusura di alcuni spazi aerei. A Messina troppi misteri sul furto al museo regionale, con le telecamere e gli allarmi e 4 custodi. Ad accorgersi del colpo e a chiamare la polizia è stata una famiglia per caso. Gli inquirenti adesso cercano il basista. A Catania sempre più in sofferenza la zona del Castello Ursino per incursioni vandaliche di ogni tipo. Furti di rame lasciano al buio piazza Federico II di Svevia. A Ragusa Gianfranco Iannuzzo racconta la Sicilia con il suo resital, un viaggio tra contraddizioni, memoria e comicità. Calcio, il Catania martedì riprende a lavorare in sede. Sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo. Buonasera, benvenute e benvenuti. Dunque, a Palermo una donna è rimasta gravemente ferita nel crollo del balcone di casa. Il cedimento è avvenuto vicino alla stazione. Al momento del crollo la donna stava stendendo i panni. Sentiamo Angelo Gagliano. È grave ma non in pericolo di vita la 56enne di origine ungherese, rimasta ferita nel crollo del balcone di casa a Palermo, nei pressi della stazione. Trasportata al civico, le sono state riscontrate fratture alle gambe e in altre parti del corpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, anche i sanitari del 118, i primi a prestare soccorso alla donna che, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul balcone al primo piano di questa palazzina di via Paolo Emiliano Giudici per stendere i panni. Il crollo sarebbe avvenuto all'improvviso, il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. Le indagini, condotte dagli agenti delle volanti della questura di Palermo, mirano ad accertare se la 56enne, che da anni viveva nel capoluogo siciliano, fosse residente in quell'abitazione. A Bolognetta, nel Palermitano, un carabiniere fuori dal servizio ha salvato un anziano di 94 anni, invalido, e il figlio, che erano rimasti intrappolati in casa per un incendio di una vettura che transitava appunto per strada. A bordo una donna e il figlio minorenne che sono riusciti ad uscire dall'auto in fiamme e mettersi in salvo. Andiamo a Catania, dove appunto si festeggia Sant'Agata, momenti importanti, momenti di emozioni per il pellegrinaggio, l'adorazione delle reliquie in ricordo del 900° anno dall'arrivo di Costantinopoli. Sentiamo di Radia Barbagallo. Sant'Agata regala notti insonni ai suoi fedeli. Era ancora buio questa mattina quando i suoi devoti si sono radunati a rotolo, occhi puntati sulle reliquie venerate prima con una veglia da Cicastello e poi trasferite a Catania, dove in pellegrinaggio sono state portate in cattedrale. Tutti uniti nel segno di Agata, vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi e semplici fedeli. Un fiume di persone ha invaso il lungomare, in piazza Battiato i fuochi ad illuminare il cielo e poi ancora avanti in Corso Italia, vie mai toccate, le consuete processioni di febbraio e poi via Etnea con la sosta in piazza Stesicoro, vicino ai luoghi del martirio. Catania celebra il 9° centenario dell'arrivo in città delle reliquie da Costantinopoli ed è in festa, così come secoli fa lo furono altri cittadini felici del ritorno in patria della martire. I canti si sono alternati alle preghiere e allo sventolio dei fazzoletti. Agata, come la chiamano familiarmente i devoti, è di nuovo qui, nella sua città. Eventi che resteranno nella storia, come il cranio svelato dopo una ricognizione e un meticoloso restauro. Per la prima volta i fedeli lo hanno potuto vedere e venerare per poi essere riposto nel busto. Il momento più toccante, capace di strappare le lacrime ai presenti, è stato l'ultimo atto, la chiusura della calotta e la posa sul capo del busto reliquiario della preziosissima corona d'oro. E a Catania è toccato al quest'ultimo gesto il segretario di Stato Vaticano inviato in città da Papa Leone. Sant'Agata, con il suo busto restaurato, splende di una nuova luce, la stessa di secoli fa, ma è la sua storia, la vita di questa martire catanese che diventa monito e segno di una regalità che rimanda ai valori del Vangelo, a una fede incrollabile in Dio. Un evento epocale seguito in diretta a reti unificate da Antenna Sicilia, Telecolor e siciliaweb.it.
A Catania, nel Palazzo della Cultura, questo pomeriggio il comitato scientifico e quello promotore hanno consegnato la bozza del dossier di candidatura per la proposta di inserire la festa di Sant'Agata di Catania alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. In questi mesi i componenti dei due comitati sono stati impegnati nella realizzazione di un dossier capace di restituire il valore culturale della festa di Sant'Agata. E adesso, a proposito di questa candidatura, sentiamo l'arcivescovo di Catania Luigi Renna e il rappresentante, il presidente del comitato promotore Luigi Petrillo. Io credo che ci siano tutti gli elementi che possono portare a questo riconoscimento, una profonda radice culturale che affonda nei secoli, è qualcosa che persiste con forme diverse dal Medioevo, dal 1126, ciò che è molto importante, una realtà identitaria per la Sicilia e credo per tutta Italia. Da questo momento inizia una nuova fase di partecipazione, di condivisione. Ciascun cittadino, ma più in generale ciascun devoto, può partecipare, può contribuire, legge il dossier, lo arricchisce, può trasmettere brevi video, messaggi, anche soltanto tracce audio in cui spiega qual è il senso della festa per lui. Tutto questo verrà raccolto, verrà allegato al dossier e nelle prossime settimane, presumo verso ottobre, il dossier verrà formalmente completato e consegnato al Ministero della Cultura. Adesso andiamo sull'Etna, dove una nuova bocca effusiva si è aperta a una quota compresa tra 2.200 e 2.350 metri nel fianco della desertica Valle del Bove. Prosegue anche l'emissione di cenere dal cratere Voragine con dispersione in direzione sud-est su diversi comuni. Ci sono anche Trecastagni, Valverde e San Giovanni La Punta. La nube è arrivata anche a Siracusa. Mentre la notte scorsa è morto all'ospedale Canizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che era stato colpito da un fulmine sull'Etna dove era salito in una zona vietata quando è stato investito da un temporale. Naturalmente ripercussioni di questa cenere lavica sull'aeroporto Fontanarossa con arrivi limitati e nuovi inevitabili ritardi e disagi per le partenze fino a mezzogiorno di domani. Dopo la tregua di ieri, nuova colata lavica. Sentiamo Tonino De Mana. Lei dove deve andare? A Bucarest. E il suo aereo, che notizie ci sono? Dicono che è in ritardo. Le bizze dell'Etna, con la conseguente ricaduta di cenere, tornano ad influenzare l'operatività dell'aeroporto di Catania con inevitabili disagi per i passeggeri. Un occhio ai display, l'altro al vulcano per chi transita da Fontanarossa. Il pannello annuncia una sfilza di cancellazioni e moltissimi ritardi. Ok, no problem. Tanto devo tornare al lavoro, quindi se ritardiamo è anche meglio. SAC, la società di gestione dello scalo etneo, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani. Naturalmente una situazione in costante evoluzione. Nessuna restrizione in partenza, ma è chiaro che i ritardi a cascata hanno inevitabili conseguenze anche per i velivoli che dovranno lasciare Catania. Vedo però che guardate con preoccupazione verso il vulcano. Sì, stamattina quando siamo venuti in autobus guardavamo il vulcano del tipo per favore, basta, ora... Il primo pensiero era l'Etna, precisamente, se era tutto a posto per viaggiare. Sei diretto dove? Sono diretto a Southampton, ma atterro a Gatwick, a Londra. Bisognava arrivare in aeroporto, se non si arriva in aeroporto non si parte. Quindi... Fino all'ultimo vedo che stai guardando da un lato il cartellone, dall'altro l'Etna. Sì, l'ho guardato durante tutto il viaggio. SAC, in una nota, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Aggressione in un locale a Capaci, 8 giovani dopo aver consumato il pasto non hanno voluto pagare il conto e hanno rapinato e picchiato i due titolari. Uno dei due è stato colpito alla testa con un cacciavite. Pare che anche uno degli aggressori sia rimasto ferito e trasportato in ospedale. E ci sono troppi misteri sul colpo al museo regionale, con le telecamere, gli allarmi e 4 custodi ad accorgersi del furto. Pensate, sono stati, è stata una famiglia che per caso appunto ha visto le tele. Gli inquirenti adesso cercano il basista, dovrebbero essere 4 i rapinatori. Sentiamo il servizio.
Tanti misteri e pochissime risposte al momento. Il furto delle opere di Antonello al Mume di Messina ha del clamoroso, non solo per l'inestimabile valore del bottino, 3 tavolette su 5 del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino, ma anche per le modalità del colpo. Troppi punti oscuri nel racconto dell'accaduto, troppe domande senza risposta. Tutto sarebbe avvenuto nello spazio di 3 minuti. Ma dov'erano i vigilantes, ben 4 presenti in quel momento all'interno del museo durante il furto? Come mai la sala monitor del sistema di videosorveglianza non era presidiata? Perché nessuno è intervenuto quando è scattato l'allarme, che tra l'altro sarebbe stato poi disattivato proprio da uno dei vigilantes? E ancora, gli stessi custodi, secondo i racconti di queste ore, avrebbero appreso del furto solo quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta del museo per capire se le 2 opere ritrovate sul muretto esterno appartenessero alla collezione d'arte. Poco prima qualche passante le aveva segnalate sul marciapiede alla polizia. La banda era composta da 4 persone a volto coperto. 2 sono entrate, mentre altri 2 avrebbero atteso fuori. Tutti indossavano il casco integrale da motociclista e le magliette nere. Appena fuori hanno abbandonato 2 delle 3 tavolette del Polittico rubate sul marciapiede. Come mai? Cos'è andato storto? Tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti. Adesso si cerca un basista. Le indagini della Procura di Messina si stanno concentrando sul furto su commissione. Al momento il fascicolo è contro ignoti. L'accusa è furto pluriaggravato di opere d'arte. Gli esperti da Roma stanno spulciando tra le reti internazionali di trafficanti d'arte. Da ieri le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutti i mezzi in partenza per Reggio Calabria. Controlli estesi in tutti i porti, porticcioli turistici e nelle imbarcazioni. Posti di blocco anche lungo le vie d'uscita da Messina, perché non si esclude che le opere siano ancora in Sicilia, accuratamente nascoste, in attesa che si calmino le acque. E a Messina questa mattina il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per chiedere maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città dopo appunto il furto nel museo regionale. Sentiamo Ilaria Mangano. È ancora forte il dolore fra i messinesi dopo il furto al museo regionale. Questa mattina davanti alla chiesa del Ringo il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per esprimere l'orgoglio della comunità. Non siamo stati solo derubati di un'opera. In secondo luogo per chiedere chiaramente a chi di competenza, in questo caso parlo della regione siciliana, il livello di sicurezza degli allarmi qual è? Il livello di preparazione dei custodi qual è? E tanti messinesi che hanno aderito. È indispensabile che si facciano indagini approfondite, specializzate e si arrivi a soluzioni, cioè trovare i criminali e trovare le opere. La verità è che Messina dovrebbe imparare a difendere il proprio patrimonio culturale, ad evitare cioè di farsi fare scippi come i furti e come gli scippi che abbiamo vissuto in un recente passato dell'archivio storico, l'archivio di Quasimodo ed altri ancora. La regione siciliana è stata già avvertita da figure importanti come lo storico Nino Principato che si doveva incrementare la sicurezza del museo, invece non è stato fatto, quindi era già a conoscenza. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo a Catania, dove è sempre più in sofferenza la zona del Castello Ursino. A Catania sempre più in sofferenza la zona del Castello Ursino, sottoposta a incursioni vandaliche di ogni tipo. Furti di rame lasciano anche al buio piazza Federico II di Svevia, ma non è l'unico sfregio. Tonino De Mana. Questo secondo me è un oltraggio, è un degrado che non dovrebbe esserci, ma nessuno vede, nessuno provvede. Nel giorno in cui Catania festeggia Sant'Agata, altri sfregi offendono piazza Federico II di Svevia con una microdiscarica sotto un'edicola votiva raffigurante la patrona e i furti di rame che hanno lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino, una zona da tempo in balia di scorribande vandaliche di ogni tipo, come abbiamo spesso denunciato nei nostri TG. Sembrano caduti nel vuoto gli appelli di residenti e commercianti che adesso rincarano la dose. I turisti purtroppo si fanno le foto al Castello Orsino con il degrado e la spazzatura che c'è.
Siamo al buio, siamo pieni di sterpaglie, insomma gente che fa un po' quello che vuole, usufruendo ovviamente dell'anarchia più assoluta e dei controlli che purtroppo continuano a non esserci. Ristoratori sul lastrico. Quali turisti stanno venendo? Non esiste qua, turisti non esistono. Sia la mattina che sia la sera siamo nel deserto. Il consigliere comunale Barresi chiede all'amministrazione comunale di rivedere il progetto della pedonalizzazione. L'esperimento di andare a chiudere quest'area della città non è andato per nulla bene. Chiediamo all'amministrazione comunale, dove abbiamo dato anche delle soluzioni, di aprire immediatamente il Castellursino per dare nuovamente la possibilità ai nostri concittadini di poter fruire di questo spazio, rispettando ovviamente la circostanza che le macchine non debbono essere parcheggiate, ma riaprendolo siamo fortemente convinti che l'economia di questa zona possa ritornare a rivivere. In merito all'assenza di energia elettrica in piazza Federico II di Svevia, il comune di Catania fa sapere che il disagio è riconducibile ai furti di rame e che è stato predisposto un intervento urgente per la realizzazione di un nuovo impianto. Sull'episodio indagano i carabinieri. A Comitini, nell'Agrigentino, Gianfranco Iannuzzo ha portato in scena il suo recital, un viaggio tra le tante anime dell'isola, tra contraddizioni, memoria e comicità. Davide Sardo. Una Sicilia dalle 1000 sfumature, capace di far ridere ma anche di far riflettere. È quella raccontata da Gianfranco Iannuzzo a Comitini, la città del tricolore in provincia di Agrigento, protagonista di una serata tra comicità, memoria e identità siciliana. Questo si piglia primo premio un porco vivo, se lo mette sotto braccio e se ne sta chieno. E il sindaco ci domanda, scusa ma un noto porte a casa e a puzza mi si abitua. Sul palco l'attore agrigentino ha riproposto alcuni dei suoi cavalli di battaglia, alternando ironia e satira a momenti di riflessione. Sono 45 anni che giro per l'Italia e sono innamorato degli italiani proprio per questo, perché al di là di tutto poi c'è un'indole degli italiani che fa sì che il Veneto è molto simile a noi siciliani dal punto di vista dell'accoglienza, del desiderio e esigenza di avere amici. Gli emiliani sono i terroni del nord, li chiamano, no? Questo è un grande evento di cultura che va ad impreziosire tutto il calendario che abbiamo fatto per l'estate comitinese. Una Sicilia allegra e amara, solare e introversa, meravigliosa ma anche spietata, contraddizioni che diventano racconto e spettacolo. Io lo importuno e gli chiedo, scusi, ho sentito 3 colpi, che cos'erano? Cannonate. Sì, questo l'ho capito pure io, ma per chi? Per il Caidenà, però non l'hanno potuto colpire. Risate, applausi e pensieri affidati alla voce di Iannuzzo per un viaggio nell'anima dell'isola e nelle sue tante, spesso sorprendenti, sfaccettature. Il mio amico che era dietro al bancone si è dovuto sporgere, avesse bisogno un modulo per un telegramma e l'amico mio porgendoglielo gli fa firmi, cacicia, mi si ci arriva. Breve pausa, la pagina dello sport, il calcio, il Catania riprenderà i suoi allenamenti in sede martedì. C'è il calcio, il Catania, le ultime di mercato con il nome caldo in entrata che è quello di Ricci. I rossazzurri a centrocampo cercano anche un altro rinforzo, così come serve un innesto in attacco. Marco Carli. Il domino del mercato va avanti, serviva un centrocampista di riferimento importante per dettare i ritmi del gioco e il Catania e la dirigenza rossazzurra l'hanno individuato in Matteo Ricci, classe 94, svincolato, ultima stagione alla Sampdoria, più di 200 presenze in B, anche una stagione in A per lui con lo Spezia e un avvio di carriera in C. Attenzione però a centrocampo, secondo la società i colpi devono essere 2, ecco perché Varrà ha una lista di 5 o 6 nomi oltre a quello di Ricci, una lista di cui sicuramente ha fatto parte Vitale, per cui vale una regola che è nelle linee guida, niente aste. Ipotizzabile a questo punto la partenza di Di Tacchio, in mediana qualche spazio nella lista dei 23 va fatto.
Se parte Di Gennaro, con le garanzie che devono esserci per il totale recupero fisico, ovviamente occorrerà un altro difensore. In attacco Leonardi e Russo sono due profili interessanti, ma il colpo che possa regalare esperienza serve anche in questo caso, però ci deve essere l'uscita individuata in Rolfini. In porta il Catania vuole 3 giocatori di livello senza garanzie di titolarità. Se Dini dovesse partire, dunque arriverà un altro portiere. Su Cicerelli l'idea della società è chiara ed è stato dimostrata a Parma. Il capitano fa parte del progetto e si lavora in questo senso, poi è logico che la classica proposta irrinunciabile, sempre se arriverà, può cambiare le carte in tavola, ma non è la situazione attuale. Intanto la squadra martedì riprende gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato domenica alle 18 al Massimino contro l'Inter Under 23. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.